Amici di Sportissili, oggi la cornice del Pala Don Bosco ci ospiterà per questa magnifica partita tra Tremme Calciacenco e Figarazzi. Un saluto dal vostro Marco Genduso. A momenti le squadre entreranno in campo. Vediamo subito la squadra di casa, il Tremme Calcio 5, con il capitano Alejandro La Rosa, fascia al braccio attaccata per il capitano, sta guardando il campo, non parla con i compagni, probabilmente sa bene che quella di oggi è una partita tanto importante. La classifica difatti dice che il Tremme al momento è al quarto posto con 14 punti, sicuramente un ottimo campionato, un ottimo inizio, però forse qualcosina in più si poteva fare. Difatti il presidente Angelo Di Simone è intervenuto anche per cambiare guida tecnica con il nuovo tecnico che oggi infatti fa il proprio esordio. Si tratta di mister Claudio Calandro, allenatore che conosciamo tanto bene, tra Veco ma anche quest'anno alle città di Canicattì. Ha fatto soprattutto nello scorso anno molto bene, poi qualcosina non ha funzionato quest'anno per la squadra del città di Canicattì, però è arrivato anche il cambio con questa guida tecnica nuova per i lupi del presidente De Simone, che si affidano proprio a lui per continuare e forse anche ritornare a sorridere dopo una brutta sconfitta, quella in Coppa con il risultato di 6-1 contro il Palermo Calcio a 5, una partita, una sconfitta che infatti ha dato anche poi il là per l'esonero del tecnico. Nel frattempo si attende anche l'arrivo del Figarazzi con il capitano Latargia, che sarà il solito condottiero della formazione bianco-blu. Sono tanti volti che ormai conosciamo tanto bene. Il Figarazzi è una squadra che più volte secondo me di Sportisti è stata commentata tra tutte le squadre che questa redazione segue, una formazione che conferma quasi sempre il solito quintetto, o comunque con 5 giocatori che solitamente hanno un po' più di minutaggio. Ci riferiamo sicuramente a Filippo Prestigiacomo con la maglia numero 4, ce lo immaginiamo come centrale difensivo. Poi sicuramente lì davanti Poma e Riesi potrebbero dire la loro, così come Girolamo, Prestigiacomo. Insomma, la squadra c'è. Figarazzi però al momento è ultima in classifica, non ha fatto degli acquisti importanti per il nuovo campionato, passando, ripeto, ricordiamo, dalla C2 alla C1, però è una squadra che comunque si conosce tanto bene e che ha comunque una grande classe. Tra i pali vediamo in maglia numero 30 Francesco Messina, lui che è un portiere giovane ma dalle grandissime speranze. Lì davanti invece vediamo, ricordiamo, capitano Latargia, che farà entrare poi tutti i compagni al suo seguito. Nel frattempo si attende poi l'arrivo da parte del trio arbitrale. Poi vale la pena anche ricordare come nel campionato di Serie C1 non vi siano tempi, nel senso tempi come un po' tutti noi li intendiamo, ovvero con i classici due tempi da 30 minuti col tempo che scorre, perché c'è il tempo effettivo, di conseguenza saranno 20 minuti e 20 minuti, quindi prima frazione e seconda frazione per un totale di 40 minuti, ma ricordiamo il tempo effettivo e di conseguenza non saranno mai 40 minuti, quindi credo che vi terremo compagnia per diversi minuti, sicuramente non 40. Nel frattempo le squadre stanno quasi per entrare in campo, adesso entra anche la dirigenza del Figarazzi. Già invece il mister Calandra è qui, lo vediamo, lo inquadriamo un attimo in una calma olimpionica, possiamo dire, alla sua prima. Nel frattempo vi mostriamo anche il nostro scoreboard. Bisogna subito capire il ballottaggio tra i pali, da chi verrà vinto, se Virruso o invece il giovane Andrea Nicolosi, che quest'anno ha già vestito la maglia di un'altra maglia oltre quella del 3M. Chiaramente ci riferiamo all'Atletico Monreale. Adesso invece è passato al 3M, già diversi gettoni, diverse convocazioni ottenute. Oggi vediamo se potrebbe esserci la sua occasione di partire dal primo minuto con Virus in panchina, ma lo scopriremo soltanto vivendo, diceva qualcuno. Nel frattempo entrano i direttori di gara, entrano entrambe le formazioni con il capitano La Rosa e il capitano Latargia. Ha seguito tutti i giocatori, anche 3 bambini. Insomma, un'immagine molto bella questa. Si posizionano a centrocampo. Adesso stende il fischio, poi strette di mano, batticinque, e poi finalmente sarà il campo a parlare. Vediamo, sono 4 i bambini, non 3.
Rosa e la Targia a battersi le mani anche con la terna arbitrale. Adesso bisogna soltanto attendere poi il fischio iniziale, scopriremo anche il quintetto, il primo quintetto di Mister Calandra. Qui c'è tanta attesa e anche tanta curiosità per verificare e capire chi sarà il primo quintetto. Proviamo a fare un gioco, proviamo a ipotizzare quello che potrebbe essere il quintetto scelto. Ipotizziamo Nicolosi tra i pali, quindi già l'under è schierato, e poi 4 over con Pitaresi centrale, la Rosa, Amici come laterale, lì davanti Cristian Calvaroso. Questa è la formazione che ipotizziamo possa partire, però attenzione perché non abbiamo messo, abbiamo un attimino escluso Montevago, abbiamo escluso anche giocatori come Paucina, come Affaticato, che ovviamente vorranno partire dal primo, però vediamo se la scelta sarà quella di puntare su un under tra i pali e dunque poi 4 over in campo, o invece magari un under in campo, c'è gente come Ricotta, Mignone, Gioeli, e poi in questo caso un portiere over, Virruso, e poi 3 giocatori di movimento sempre tra i più grandi. Nel frattempo foto di rito per entrambe le formazioni. Partita al momento che attende soltanto di essere iniziata. Nel frattempo una dirigenza molto lunga, quella delle Ficarazzi, che con tanti tesserati a farsi la foto, anche il presidente De Simone invece con il 3M calcio a 5. Vediamo quindi quale sarà il quintetto iniziale. Noi abbiamo provato un attimino a ipotizziamo anche quello del Figarazzi, visto che il tempo fortunatamente l'abbiamo e c'è anche questa possibilità. Tra i quali ovviamente Francesco Messina, come centrale Filippo Prestigiacomo potrebbe partire dal primo, insieme come laterale invece Poma e forse Parisi, Riesi invece come pivot. Però già probabilmente abbiamo sbagliato la prima, perché la Targia sembra partire dal primo. D'altra parte invece vediamo Ricotta, Baucina, Pitarresi, Amici e Virruso, quindi abbiamo detto soltanto 2 quinti con Pitarresi Amici come centrale e come laterale. Invece lì davanti parte Ricotta come pivot, Baucina come laterale, invece tra i pali Francesco Virruso. D'altra parte invece vediamo Prestigiacomo, vediamo Parisi, vediamo Riesi, la Targia e Messina. Dunque qui invece 4 quinti indovinati, anzi no, Poma, anche qui 3 quinti invece. Insomma, con le formazioni non siamo stati molto fortunati. Dei 10 in campo ne abbiamo indovinati soltanto 5, la metà, 50%. Non un dato entusiasmante, però vedremo se magari saremo un attimo più fortunati con i cambi. Nel frattempo Ricotta sul punto di battuta, sarà lui il primo a toccare il pallone. Adesso vediamo, oggi abbiamo la grande fortuna di avere anche il tempo effettivo dinanzi a noi, dunque di fronte, con i 20 minuti che ci separano dalla prima frazione, dalla fine della prima frazione, che potranno essere visibilmente guardati, osservati durante il match. Ricordiamo che il 3M attende anche un giocatore come Gianmario Fuschi, che sta per scontare la squalifica, e qui, anzi questo potrebbe essere sicuramente, si parla tanto degli acquisti del mese di dicembre. Fuschi torna un po' prima di dicembre, e questo è un acquisto importante, perché un giocatore come lui sicuramente in un campionato di C1 può fare la differenza, lo ha sempre fatto e la farà ancora. E qui poi le scelte di Mister Calandra non saranno molto semplici, perché non è mai facile. Nel frattempo inizia anche la partita con il primo tocco di Pitarresi, Amici, e adesso Baucina. Amici, subito il dribbling su Francesco Latargia, il capitano del Ficarazzi. Baucina prova a puntare, Amici, diciamo, quindi il ritorno in campo poi di Gianmario Fuschi potrebbe dare anche qualche soluzione in più, come se già non ci fosse chiaramente per il 3M, che ha veramente una batteria di giocatori molto molto forte. Però avere una soluzione in più come lui è sicuramente qualcosa di positivo, meglio averlo che non averlo, questo è chiaro per tutti. A tempo con Messina si potrà provare più volte il quinto di movimento, con il portiere che non lascerà il campo per un compagno, ma che invece accompagnerà nella manovra. Una soluzione che potrebbe essere positiva, infatti esce di testa molto bene in anticipo. Poma lascia lui verso la Targia,
punta Pitarresi, lo chiude perché chiude bene la strada. Amici, Ricotta, Baucina, può puntare l'uomo, vediamo cosa fa. Carlo Amici, vede il tocco, Baucina, parecchia dalle parti di Pitarresi, adesso Ricotta, se punta a Prestigiacomo, è molto tecnico, non rischia nulla. Pitarresi, palla sbattuta su Poma, sarà quindi rimessa laterale. Fate la Targia chiede un intervento irregolare che però non è stato ravvisato. Pitarresi, Amici, va con il mancino, è la prima conclusione di questa partita di stampo nero-verde, anzi blu e verde più che nero-verde, e avviene sui piedi di Amici. Poma non vuole rischiare nulla, ancora Amici, cerca il tocco, Prestigiacomo è molto bravo in anticipo, poi Poma si dispera perché voleva probabilmente questo pallone, ma è stato piuttosto irregolare in questo caso. Pitarresi scarica su Ricotta, finta e controfinta, potrebbe anche calciare, ci pensa un attimo, Ricotta parecchia, Amici, si va sul mancino, apre verso Baucina con la punta, palla fuori, si era disteso un attimo Messina, ma nessun tocco, rimessa dal fondo. Una panchina piuttosto importante per mister Calandra, che sta rinunciando al momento ad Aleandro La Rosa, ma anche Cristian Calvaroso, oltre che affaticato. Palla dentro per Paresi e Verroso, che intervento incredibile, poi parte, palla al piede, Ricotta scarica verso Baucina, non si sono intesi i due. Una grandissima occasione per il Figarazzi sui piedi di Carmelo Paresi, che se l'è veramente divorato contro Virroso. 1-2, molto bene, Poma, lotta a Ricotta, poi palla rimane ancora lì, mister Calandra chiama le marcature con Baucina che aumenta il pivot. Poi Pitarresi mette il fisico e guadagna anche la rimessa la laterale, non dal fondo chiaramente. Baucina, Amici, Baucina, Pitarresi, palla dentro, viene toccata dalla Targia, poi si lamenta un po' il capitano, dice la rimessa fosse sua, non per il direttore di gara. Poi Baucina da fuori, parata del portiere, poi anche la Baucina sul sinistro, scivolata perfetta di Paresi, ma una gara veramente aperta a tutto e piena di emozioni. Sono passati veramente pochissimo, 3 minuti e 30, ma già abbiamo visto diverse occasioni, ma nel frattempo subito un cambio con fuori Poma, dentro Girolamo Prestigiacomo, e dunque adesso ne abbiamo 2 di Prestigiacomo in campo. Attenzione perché sono 3 in distinta, c'è anche il numero 21. Sarà quindi rimessa laterale battuta rapidamente. Prestigiacomo c'è largo la Targia, così come Parisi, si va dal 10, Parisi punta, Amici fronteggia bene, poi Prestigiacomo cerca un tocco centrale verso Girolamo Prestigiacomo, i due non si sono capiti però, con il 5 che chiedeva il pallone di sopra, lui che è un attaccante molto fisicato, che fa sicuramente del posizionamento e del fisico le armi migliori. Lui che lo scorso anno giocava allo Iato insieme a Giuseppe Ricotta, due si conoscono. Nel frattempo prende un bruttissimo pestone Pitarresi da Prestigiacomo, non c'è nulla, però crediamo che qui forse un calcio di punizione potesse starci, perché intervento piuttosto scomposto da parte del pivot bianco-blu. Prestigiacomo, questo è largo Messina per dare un appoggio, adesso torna tra i pali però. Accorcia la Targia, vediamo se punta, la Targia, doppio passo, va sul mancino, chiude però Amici. Questa è una sfida che probabilmente vedremo per diversi momenti. Amici, centrale, Baucina, ancora Amici, Pitarresi, spazio per il 10, Amici, taglia bene sul mancino, vediamo se calcia, Pitarresi, lo sponda per Ricotta, parecchia calcia,
palla respinta direttamente da Birruso. Bocina. Peter Resi, Mister Calandra chiama una pressione, nel frattempo è rimasto giù Parisi con Peter Resi, stava andando a segnare, ma gioco è fermo per la sportività da parte del 3 calcio a 5 con Mister Calandra, che infatti chiamano subito i due ragazzi dicendo buttate fuori il pallone perché c'è un giocatore a terra. Sento subito un cambio anche con Presti Giacomo, il terzo, e in questo momento abbiamo 3 Presti Giacomo in campo, quindi è anche un po' difficile riuscire a distinguerli. Noi però ci riusciremo chiaramente. Amici, Bocina punta sull'entrato Riesi, è entrato a posto di Lattargia. Peter Resi, Amici sul mancino, le finte non si capisce con Peter Resi, palla fuori. Riesi, spesso Riesi gioca come laterale, però potrebbe anche sostituirsi ogni tanto a Presti Giacomo. Girolamo in questo caso da pivot. Riesi, Presti Giacomo di prima per il compagno, Girolamo, Presti Giacomo a girarsi, Peter Resi però decide di non fare passare nessuno, poi sbaglia il passaggio verso Amici, i due non si sono capiti, ma ne facciamo primi cambi, fuori Bocina, dentro Aleandro La Rosa, il capitano, vediamo come subentra. Poi anche Calvaruso è pronto ad entrare, probabilmente o per Amici o per Peter Resi, sicuramente non per Ricotta. Amici, tallonato da Presti Giacomo, rimessa laterale, vediamo. E no, perché sta entrando anche Minnone, quindi probabilmente usciranno Ricotta sicuramente, e poi uno tra Peter Resi e Amici. Ipotizziamo Peter Resi con Amici, con La Rosa, scusate, che possa giocare anche da centrale, vedremo. Amici per La Rosa, gancio non è pulitissimo, poi Riesi lotta bene sul fondo, fa una grande giocata, poi prova ad ubriacare di finte il capitano avversario, ci riesce, ottiene anche un calcio di punizione e il secondo fallo da parte del Trend. Peter Resi in anticipo, regala il pallone, poi Riesi per Presti Giacomo, aveva chiuso il passaggio al secondo palo, era una grandissima idea questa, però forse da lì poteva anche calciare. Giù, non c'è nulla però, qualche dubbio. Poi Presti Giacomo prova ad andare da solo, fermato dalla Rosa insieme ad Amici. È un 3 contro 2, finta di passare, poi Amici! Eccolo il gol del vantaggio, 1-0, Carlo Amici esulta con la presidenza, esulta con i compagni, esultano tutti, 1-0. Un grande contropiede partito dai piedi di Aleandro La Rosa, che prima ha rubato il pallone e poi ha scaricato questo assist precisissimo, l'ha dovuto soltanto accompagnare in porta Carlo Amici. Nel frattempo ecco i cambi, dentro Minnone per Ricotta, adesso Calvaruso ha già la pettorina levata perché vuole entrare, vuole tornare a segnare, vuole tornare ad esultare con il suo popolo, con la sua famiglia. Nel tempo va giù Presti Giacomo, si continua. Peter Resi, palo terrificante, poi Presti Giacomo per il compagno, poi con Minnone si scontrano. Fuori Peter Resi, dentro Calvaruso, dicevamo non siamo stati bravi forse nell'indovinare le formazioni iniziali, tipo giallo per forse per il tecnico, non si è capito molto bene, diciamo, non siamo stati molto bravi a indovinare le formazioni iniziali, però lo siamo stati con i cambi, perché abbiamo indovinato in questa cosa La Rosa va centrale, Calvaruso come laterale, Amici e Minnone un po' più avanti, ma in realtà forse tra un po' vedremo Calvaruso pivot e Amici laterali insieme a Minnone, vedremo. Sono passati 7 minuti e mezzo dall'inizio di questo primo tempo. 1-0 risultato, un 3
sta giocando benissimo. Ma Prestigiacomo nel frattempo ritorna in campo Parisi. Si gioca col quinto di movimento, Messina, Prestigiacomo. È uscito Riesi nel frattempo. Vedete Figarazzi è all'ultimo posto attualmente in classifica, ma giù non c'è nulla per il direttore di gara, si continua, Prestigiacomo voleva un calcio di punizione. La Rosa rientra, finta contro finta, sul mancino calcia, prende però in pieno Prestigiacomo, sarà quindi rimessa laterale. Amici, destro-sinistro, vuole il mancino, deviato, non è rimessa. Amici, Minnone cambia lato da La Rosa, c'è l'inserimento di Calvaruso che fa un po' di blocco, poi La Rosa col mancino diagonale che termina fuori. Nel frattempo piccolo time out, 1-0 il risultato quando mancano 11 minuti e 51 secondi. Una gara al momento molto bella, ci sta regalando tante belle giornate, tante emozioni. Il gol che al momento decide quello di Carlo Amici, con il mancino sempre precisissimo, il 10, la squadra del presidente Di Simone. Risultato favorevole, al momento ricordiamo è anche la prima in assoluto di mister Claudio Calandra, ex Veco, ex anche Città di Canicattì, che lo scorso anno ha ottenuto la promozione in C1 dalla C2 proprio con la squadra della Agrigentino. Dopo l'inizio di campionato non esaltante, questa è un'avventura, una chance, quella datogli che è veramente molto importante. Si torna quindi in campo con il tocco e il possesso per il Figarazzi, dovrebbe essere con Messina che infatti lascia lì verso Prestigiacomo, però gioco fermo perché bisognava attendere il fischio dopo il time out. Prestigiacomo, Parisi, Prestigiacomo lascia sfuggire il pallone sulla pressione anche di Calvaruso. Amici, La Rosa, palla incollata sulla suola, sotto la suola, anzi. Mignone, vediamo cosa crea il 28 ex Cus, scarica sull'ex compagno del Cus, ovvero Amici. Poi La Rosa, Calvaruso, vediamo cosa crea anche lui, scarica sulla Rosa, c'è la sovrapposizione, va sul destro, poi tacco verso Amici, c'è anche Cristian Calvaruso che prende il pallone e salta l'uomo, non lo fa, Amici. Capitan Aleandro La Rosa, Calvaruso, punta, poi torna dietro, La Rosa potrebbe calciare, ci pensa un attimo, poi non lo fa. Adesso l'imbucata, Minnone, ancora una volta La Rosa va sul mancino, deviazione no, deve stare a fondo, poi rilancio verso la porta da parte di Prestigiacomo che lo stava per fare bellissimo. È pronto a entrare anche Stefano Affaticato, vediamo al posto di chi, forse per Amici. Calvaruso, La Rosa, Amici. Tempo un cambio con dentro anche Pietro Di Chiara, cerca forse la conduzione della Rosa ma non riesce. Minnone, La Rosa ancora, c'è il muro, il blocco da parte di Prestigiacomo, con Minnone un po' si pizzicano, poi un colpo del giallo per Prestigiacomo. E due si stavano scontrando già da diversi minuti con calcetti sia da una parte che dall'altra. Sulla calcio di punizione Amici ha sistemato il pallone, qui crediamo che uno come lui non se lo faccia ripetere due volte, perché da lì Amici calcia, non ci sono schemi che tengono, Amici da lì calcia. Però attenzione perché La Rosa
è ben posizionato. Sta guardando soltanto la porta qui Carlo Amici, ma con un mancino così credo che sia anche corretto pensarlo. Infatti mettere in campo a Fabio Crivello per dare manforte in difesa, perché qualche problema c'è stato oggi. Va Amici con la potenza, prende in pieno Messina che è molto bravo ad aprirsi con l'ala. La Rosa, Amici non ne prova la conclusione, Minnone, la Rosa ancora, sguscia via, calcio a lui, prende in pieno Presti Giacomo, poi palla allontanata, nel frattempo fuori Amici, dentro Stefano affaticato. Un cambio un po' più difensivo adesso, nel frattempo troppi secondi probabilmente con il pallone tra i piedi e dunque fallo indiretto per il Ficarassi che si affaccia dalle parti di Francesco Virrusso. Al momento una parata decisiva, quella nell'1 contro 1 praticamente a botta sicura di Parisi. Il portiere è stato molto molto bravo perché è rimasto lì fino all'ultimo e ha chiuso la porta. Uno schema Crivello per Presti Giacomo, Virrusso risponde ancora, poi è faticato da lontano. Sul secondo palo sbuca Calvaruso e qui salva i suoi perché Crivello stava arrivando probabilmente a battere a botta sicura, poi dichiara lotta ma non trova il possesso. La Rosa affaticato, primi palloni toccati anche per l'ex Mistral. La Rosa cerca il secondo palo, Calvaruso le finte, Calvaruso! E 2-0 per il Treme, ma che palla di La Rosa, questo è un assist strabiliante. Di tutta la bravura però di Cristian Calvaruso perché ha preso questo pallone, ha saltato il portiere, si è portato un po' più verso l'esterno e poi palla in rete quando mancano 9 minuti e 15. Nel frattempo Ricco in campo, Ricotta per Minnone e dunque affaticato centrale con La Rosa a destra, sinistra proprio Minnone, lì davanti invece gioca da pivot Calvaruso con Ricotta laterale. Presti Giacomo, buon lavoro di Suola, La Rosa non lo fa passare, dunque adesso vediamo Poma, Crivello, Presti Giacomo e dichiara. Poma, prova il dribbling e non riesce. Sarà quindi rimessa laterale per il Tremme calcio a 5, faticato non ha fretta di battere. La Rosa. Ricotta. La Rosa per affaticato, vediamo se prova una conclusione, poi torna saggiamente dietro. Calvaruso, molto duro qui Crivello. Affaticato La Rosa, affaticato ancora di prima verso Calvaruso. Per una volta Crivello lo porta lì dove non deve andare. Presti Giacomo. Dichiara. Crivello va incontro, poi buona più la palla di Poma che riceve ancora il pallone. Ricotta, non c'è nulla, poi Virruso si autolancia, scarica, sbaglia il passaggio, Crivello e poi ribattuto da Ricotta ancora, poi il palo. Cosa è successo adesso? Incredibile. Va a rientrare Presti Giacomo, c'è largo Crivello che sta mandando in gol, poi palla imboccata sbagliata, affaticato, può ripartire, c'è La Rosa largo, affaticato, prova ad aprire verso La Rosa, sbaglia perché Calvaruso forse l'ha messo meglio.
su un possibile rigore per il Ficarazzi, un'occasione con il palo senza il portiere, tanto sfortuna. Affaticato da Rosa, no look, Calvaruso in mezzo a due, casca giù, punizione. Fallo. Quindi calcio di punizione. Sicuramente per un destro da lì si può anche calciare. Nel tempo Recco in campo, Capitan Francesco Latargia. Alla Rosa a battere, vediamo come calcia, va di precisione, prende in pieno Messina. È affaticato, mette una pezza, più lontano che può. Latargia, palla imbocata molto bene verso Presti Giacomo, anche lui non lucca. Ma chiede scusa al capitano per non averlo riservito. Latargia, dov'è il dribbling? Non passa, passa adesso Ruleta, anzi croccheta per Latargia, con qualità però non riesce a passare, intanto affaticato. Largo c'è la Rosa, accarezza il pallone, per lui 2 assist quest'oggi. Grande partita, saltalo monettamente la Rosa, gioca il secondo palo, molto male però. Presti Giacomo. Latargia, palla di ritorno, la Rosa ancora intercetta, l'ennesimo pallone, Rosa punta alla porta, la Rosa salta all'uomo, vediamo cosa crea, cerca invece Calvaruso in mezzo per Ricotta, che non c'è stato col mancino, qui fa un bruttissimo errore. Prestigio va a rientrare, Ricotta, attentissimo. Crivello, mancano 5 minuti e 40 nel frattempo. Presti Giacomo. Ficarazzi che è anche il secondo peggior attacco di questo campionato, contro invece il migliore che è quello del Trem. Con 34 gol fatti, ma Ficarazzi invece solamente 17. Latargia, doppio passo, buono il mancino, viene fermato, affaticato ma non c'è nessuno per ripartire. In campo nuovamente Presti Giacomo, poi Latargia. Viene fermato da Ricotta ed è time out, probabilmente, vediamo. No. Fuori Crivello, riecco in campo Presti Giacomo. Forse anche Parisi dovrebbe entrare, vediamo. Anzi no, perché Presti Giacomo è appena entrato, così come l'altro Presti Giacomo. Sembra uno scherzo, ma ce n'è anche un altro, sono 3 oggi. E infatti viene chiamato il terzo Presti Giacomo, colui che indossa la maglia numero 21, Massimiliano, che lascerà il posto a Parisi con probabilità, sarà quindi rimessa. Latargia, Presti Giacomo riceve adesso il pallone, vediamo cosa fa, imbucata centrale, si gira, Presti Giacomo molto bene con il mancino. Il russo mette in calcio d'angolo, mette la mano nel punto giusto. Calcio d'angolo. Palla centrale. Latargia. Presti Giacomo. Ancora imbucata dentro per Girolamo. Presti Giacomo che si è un attimino allargato per consentire
una giocata migliore, poi si chiede un tocco con il braccio, non c'è nulla, Ricotta punta l'uomo, lo salta nettamente, ma il campo è finito. Forse un giallo, è un giallo per il tecnico. Nel frattempo dentro Amici, dentro anche i Parisi per Giacomo, Amici invece insieme a Baucina, dentro per la Rosa, per Beluso. Presti Giacomo, la Targia vuole il centro del campo, lo ottiene, bel taglio qui per Parise, infatti lo ringrazia. Mancano 4 minuti e 10 secondi alla fine di questo primo tempo, però Mr. Calandra chiama tutti a sé perché time out e dunque piccolo momento di break. Quando ricordiamo 4 minuti alla fine. Ancora finisce. Questo match, poche interruzioni, gara molto viva, anche molto corretta, soltanto 5 falli, 3 da un lato e 2 dall'altro. Una gara sicuramente che ci sta facendo divertire tanto. Il risultato di 2-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali sportissimi, ma come diciamo sempre siamo sicuri che ci seguite fin dal primissimo minuto e anche prima della intro, già per tutti coloro che sono amanti di questo meraviglioso sport. Sappiamo e vi ringraziamo sempre per seguirci. Baucina, Viruso, qui tanto rischio ma anche tantissima qualità per Viruso. Presti Giacomo, vuole il tocco centrale, non passa Parisi. Vediamo cosa riesce a realizzare, cambia lato dalla Targia. 1-2, poi palla e mezzo con Pestigiano che stava arrivando ma ha faticato a chiudere tutto molto bene. Baucina cambia passo ma sbaglia il passaggio. Presti Giacomo, mancano 3:40. Parisi, buone finte qui. Presti Giacomo dalle parti di Capitan La Targia, questo è un tunnel, su Baucina non funziona la sponda, era buona però l'idea. Ricotta, vediamo cosa riesce a realizzare, salta l'uomo, poi Amici, e che parata di Messina, non crede ai suoi occhi Messina, non crede ai suoi occhi Amici, ma anche noi non crediamo ai nostri occhi perché era praticamente entrata questa palla. Guarda, sensazionale da parte del giovane portiere. Baucina per Ricotta, vuole l'interno, poi lascia verso affaticato, fuoriesce un attimo Presti Giacomo, poi Ricotta, c'è spazio per Baucina, ancora affaticato, guarda e carica la conclusione, murata però dal solito Presti Giacomo che è anche già ammonito. Affaticato. Giro palla da parte delle 3 calcio a 5, un po' di tiki-taka per gli amanti chiaramente dei termini non italiani, diciamo così, ma che ormai fanno parte del nostro lessico, del nostro dizionario, vocabolario, chiamatelo come volete, ma fanno parte di noi ormai questi vocaboli come tiki-taka, soprattutto nel mondo del calcio. Palla centrale imbucata, Amici, è un 3 contro 2, apre dalle parti di Ricotta, palla di ritorno per Amici, cerca Ricotta, anzi chiede scusa, cerca Baucina, palla però sprecata e dopo si rimane sul 2-0. La Targia,
Messina, la Targia. Messina, ancora la Targia, c'è dentro Parisi, poi ha fallito, passa con un tocco con il braccio. Ed è calcio speciale dell'area di rigore, anzi no. E calcio di rigore per il Figarazzi, giallo anche per affaticato, che è andato un po' troppo largo qui con il braccio. Adesso la Targia contro Virruso, che però è un palo rigore, è uno che sa bene come posizionarsi, sposa un palo e lì praticamente se la palla è lì non entra. La Targia contro Virruso per poter riaprire questa partita quando mancano 1 minuto e 49 secondi alla fine del primo tempo. Era molto molto bella, che potrebbe diventarlo ancora di più in caso di rete di Capitan Francesco La Targia. E va La Targia, quindi dal dischetto va La Targia! Battuta potentissima! Non può nulla Virruso, forse ci mette le mani, ma non basta, è 2-1. Partita riaperta quando manca 1 minuto e 45 secondi alla fine della prima frazione. Mister Calandra predica calma adesso. Affaticato Paucina, ancora affaticato, accorcia Amici, riceve il pallone, fa molto duro la Targia, chiede scusa anche al vice avversario, poi buon dribbling di Ricotta, rientra, l'ultimo tocco è di Vrese Giacomo, sarà quindi calcio d'angolo. Palla fuori, Amici va sul suo solito mancino, carica! Palla fuori, ma grande occasione come sempre di Amici. Non c'è stata deviazione però. Palla rimessa in campo da Messina verso Presti Giacomo, c'è largo Parisi così come la Targia, più avanti invece Di Chiara. Palla imbucata, faticato lascia scorrere saggiamente. Ecco, affaticato Minnone, ritorno in campo per Ricotta. Amici. Paucina, Amici, largo affaticato, Minnone adesso, ancora affaticato, c'è il taglio di Minnone, non viene però servito, si ritorna da Amici, mancano 35 secondi. Pressing molto alto da parte del Figarazzi a tutto campo per questi ultimi 30 di gioco e non potrebbe essere altrimenti. Palla deviata, palla fuori quando mancano 21 secondi, ma c'è ancora un'opportunità di questo primo tempo di chiudere lì davanti e probabilmente non se lo faranno ripetere 2 volte ragazzi di Mister Calandra. Affaticato e poi Messina riesce a bloccarla molto bene sul tiro molto forte quando manca 10 secondi. Parisi, poi 2 secondi, 1 secondo, palla lunga, dice anche la prima frazione, 2-1 il risultato, bellissima partita. Noi come sempre invece vi ricordiamo di rimanere qui connessi perché solo qui su Canale di Sportissimi in esclusiva il secondo tempo della sfida. A dopo! La squadra ha fatto mezz'ora veramente importante nel primo tempo, come devo dire ultimamente ci sta capitando spesso. Non siamo riusciti a trovare gol, ma poi diciamo, durante la pausa del primo tempo ho detto alla squadra di mantenere la calma, continuare a giocare e poi lo sappiamo, il calcio è fatto di episodi. Nel primo tempo non siamo andati a nostro favore, nel secondo tempo sì, abbiamo ottenuto una vittoria importante contro un'importantissima squadra che quest'anno ancora non aveva perso, quindi
grandissima prova di maturità da parte di tutto il gruppo, veramente sono soddisfatto e sono contento del lavoro che stanno facendo i ragazzi. Il CUS lo conoscevamo, è una squadra molto tecnica che se gli lasci spazio e tempo sa giocare, però diciamo, l'abbiamo preparata in un certo modo, soprattutto nel primo tempo siamo stati bravi proprio a non farli giocare, poi nel secondo tempo abbiamo sfruttato un pochettino la profondità che dopo il vantaggio potevamo sfruttare, abbiamo gli uomini per poterlo fare, quindi siamo stati bravi. La rosa a disposizione mi consente di poter giocare in diversi modi. Nelle ultime partite abbiamo trovato un buon equilibrio in questo modo, però la squadra si può esprimere benissimo al 4-3-3, si può esprimere benissimo con quest'altro modulo. Poi alla fine non sono i numeri che contano nel calcio, ma poi sono i principi, e noi i principi che sviluppiamo, a prescindere dal modo di partenza, non cambiano. Quindi devo dire, bravi ragazzi che si sanno sempre adattare alle varie situazioni. Noi dobbiamo solamente pensare al nostro e fare il nostro dovere. Oggi era una partita importantissima, seconda contro terza in casa nostra, l'obiettivo era vincere, ci siamo riusciti e quindi andiamo avanti per la nostra strada. Verificheremo, ha preso una botta ma già veniva dalla settimana scorsa, diciamo, con un piccolo problemino, speriamo non sia nulla di grave perché sarebbe il colmo aggiungere un altro giocatore al roster di giocatori che abbiamo già fuori, ma se il risultato è questo, chi va in campo fa bene, quindi non ho nulla da temere. Ecco. Siamo partiti benissimo, li abbiamo messi sotto, non c'è stata quasi mai partita, poi fortunatamente l'ho sbloccata dopo un bel po' di tempo, dopo non segnavo da tanto. Fortunatamente l'ho sbloccata e poi avete visto tutti quando dalla partita 4-0 che non ammette repliche. Nei primi 20 minuti abbiamo fatto la partita noi non abbiamo mai rischiato, poi loro sono venuti fuori, però non sono mai stati pericolosi, quindi poi, ripeto, sbloccandola siamo stati bravi poi a fare anche altri gol. Capolista per la notte, sì, speriamo domani che il Valderice ci fa un bel regalo, però ancora il campionato è lungo e si vedrà, i conti si fanno alla fine. Il gol a chi lo dedico? Lo dedico ai compagni di squadra, alla società, ai compagni di squadra, ai ragazzi infortunati pure che stanno soffrendo, che sono qua pure. E appena rientrano saremo ancora più forti, quindi lo dedico un po' a tutti, società, giocatori, chi non gioca e anche a me stesso. Veniamo da una partita bella tosta di Castellammare del Golfo, e dove questi ragazzi fino all'ultimo hanno tentato sempre di far gol, e ci poteva stare che subentrasse un po' di stanchezza, però hanno sempre cercato di passare in vantaggio. Abbiamo trovato una squadra che si è difesa anche abbastanza bene, forse abbiamo spiegato un po' nella prima parte, nei primi 25-30 minuti, tante palle gol. Non so se perché dalla mia panchina se c'era qualche fallo da rigore, non lo so, questo lo lasciamo dire a voi o a te che se stavi riprendendo la partita, se c'era stato qualche contatto o meno. Però sono orgoglioso di questi ragazzi perché ancora una volta hanno cercato fino all'ultimo di portare un risultato positivo, e nel finale abbiamo rischiato grosso su una ripartenza loro, dove meno male che non hanno trovato la porta e hanno tirato leggermente fuori dalla porta. Un campo abbastanza ostico, con una squadra che è stata costruita pure per qualcosa di più importante, perché tra quelle insieme al Gela, Atletico Palermo, lo stesso Sciacca, una squadra che è stata costruita per stare nei piani alti, per cui andremo in un campo difficile, però abbiamo 4 giorni per riprenderci, riposare, rimetterci a posto e andarci a giocare la nostra partita come abbiamo sempre fatto in ogni campo.
Siamo tornati live intanto per commentare questo bellissimo match. Adesso la seconda frazione di gioco ci terrà in compagnia. Risultato di 2-1 per il 3 Calciaciolo, come benissimo vedere dal nostro scoreboard. Facciamo un piccolo recap della partita per chi si fosse pensato in questo istante, ma come diciamo sempre siamo sicuri che ci seguite fin dalle primissime battute, perché vantaggio con Carlo Amici, poi raddoppio sempre su una magia di Alessandro La Rosa per il gol, questa volta di Cristian Calvaruso, poi il gol che ha fatto accorciare le distanze, ha permesso di accorciare le distanze alle Figarazzi, realizzato da Capitan Francesco Latargia con un calcio di rigore ben battuto, molto potente. Viruso in questo caso non avrebbe potuto fare veramente nulla, su un tocco con il braccio un po' sfortunato di Stefano Affaticato, che ha aperto l'ala cercando di prenderla probabilmente un po' con l'anca, un po' con l'addome, in realtà la prende con il braccio e dunque calcio di rigore. Adesso in campo le due formazioni vediamo di Chiara, Latargia, Prestigiacomo, Parisi e Messina. Dall'altro lato invece vediamo Capitan La Rosa ancora in panchina con Amici, Minnone, Baucina, Affaticato e Virruso. Dunque si dà ancora una volta adito e soprattutto continuità a quella che è stata la formazione che ha terminato il primo tempo, e dunque si ritorna in campo. Parisi, Paolo Baucina sempre subito molto attento nel intercettare il pallone. Sarà rimessa quindi con la Targia. Prestigiacomo, poi perde il pallone. Amici vuole rientrare con il suo solito mancino, non è fortunato però. Baucina, ecco Stefano Affaticato, per lui ricordiamo un gol, un rigore anzi procurato, poi una buona occasione per segnare, un po' sfortunato però. Amici, Baucina vuole saltare di Chiara, che però è un osso durissimo, infatti non lo sposta, però commette fallo e dunque rimessa laterale. Affaticato, dato primo fallo dopo appena 40 secondi. Minnonex, Pus, Affaticato, cerca il centro del campo, poi Baucina, Chiara la tiene pure in campo, no, sembrava di sì da qui. Amici, Affaticato, sempre Carlo Amici, imbucata per Affaticato che restituisce il pallone, fa così, poi l'ultimo tocco sembrerebbe essere quello dello stesso numero 10, invece no, e sì del 10, ma del 10 in bianco-blu, e quindi rimessa 3M, Baucina, poi riceve calcia, deviazione. Amici va sul mancino, palla che si impenna molto fuori dal campo. Parisi forse ha preso una botta di dove fa veramente tanto male. Baucina, Affaticato, cerca lo scambio, il duetto con Minnone. Adesso Amici, c'è largo Baucina, riceve adesso il pallone, Baucina rientra, sterzata, Affaticato per Minnone, lo chiama a sé, vuole un appoggio e lo trova in Affaticato. Tempo forse pronto al cambio Calvaruso. Baucina, destro-sinistro, poi si ferma. Ancora Amici, imbucata, Affaticato di ritorno. Amici! In diagonale, velenosissimo, ma gran bella palla di Affaticato. Nel frattempo Pitarresi viene chiamato da mister Calandra e lui possiamo entrare forse per Affaticato. Vediamo quando sono passati 2 minuti dall'inizio di questo secondo tempo. Nel tempo pressione alta, Crivello ritorna in campo anche lui, Prestigiacomo, Baucina, diversi cambi, campo anche Poma, Prestigiacomo, cambia tutti il mister Figarazzi. Intanto Prestigiacomo, Virruso risponde presente, poi Affaticato ancora una volta l'Ilex Mistral, Minnone con il tacco mette un po' in difficoltà, ma riconosce benissimo la pressione, poi cerca addirittura quasi la porta.
quindi rimessa per le Ficarazzi, posizione offensiva. Presti, Giacomo si gira benissimo. Errore piuttosto evidente di Affaticato perché gli ha concesso tutto l'interno. Lui si è girato praticamente come ha voluto, facendo perno sulla gamba di appoggio e girandosi benissimo. Sarà quindi calcio d'angolo. Cerca la porta perché Virruso va lunghissimo per Bocena. Sembrava una giocata che avevano fatto perché chiaramente a tanto fosforo ricorda la partita in Coppa contro il Merlo Calcio 5, vittoria al Toccia per il 3 Calcio 5, dove appunto Virruso lanciò Bocena che fece un aggancio da urlo, palla fuori però non di molto in quel caso. Il fallo di che livello su Minnone. Dentro la rosa, fuori Bocina intanto che Pitarresi per affaticato, quindi cambi dopo 3 minuti. Calandra subito cambia qualcosina, vuole probabilmente riportare il vantaggio di almeno 2 gol. Andrà Amici, cambia lato dalla rosa, dialoga con Pitarresi, adesso ha un quintetto con tanto fisico. La rosa salta l'uomo, calcio verso la porta per il pieno Prestigiacomo, sarà rimessa tra le zone offensive. Questo è uno schema, vediamo Amici. La rosa, finta, Pitarresi, lascia lì per la rosa! Gol bellissimo! Dopo 2 assist trova anche il gol, abbraccio con Pitarresi, 3-1. E questo gol è tanto di Pitarresi perché da lì fa una giocata superlativa, difende il pallone e con la sola l'appoggia alla rosa, che da lì deve fare probabilmente la cosa più facile di tutto, ovvero spedirla in porta. Ma nel frattempo dentro, Ricotta, fuori Minnone, un cambio che abbiamo visto già in tutte le salse. La rosa vuole andarsene sullo stretto, vediamo se riesce. La rosa cerca con l'esterno di trovare Ricotta, non è però nello stesso avviso Poma che gli si frappone davanti. Ricotta sulla pressione anche di Prestigiacomo. Amici, cambia lato, dalla rosa, finta di calciare, poi lascia lì Pitarresi, si voleva calciare invece Amici, ma non ci è arrivato. La rosa cerca la porta, Messina è spaccata, poi Prestigiacomo va giù, calcio di punizione. Si continua, Crivello e poi Virruso mette le mani ancora. Calcio d'angolo. Picarazzi però sta cercando di gettare il cuore oltre l'ostacolo, sta angaggiando una buona gara ma il risultato non ne sorride. Prestigiacomo, palla direttamente in curva, palla lunga, Ricotta l'aggaggio sublime, poi però Prestigiacomo è fortunato perché nel modo di controllare la porta fuori. Palla lunga, testa Pitarresi da stopper praticamente. Pitarresi sbaglia il passaggio. La rosa, Virruso, rilancio, peccato perché era una buona idea in realtà questa verso Pitarresi, un po' troppo profondo, poi mette giù Poma, Prestigiacomo sulla posizione del 6, va verso l'interno, sceglie Prestigiacomo 1-2, ancora Prestigiacomo, Ricotta intercetta questo pallone, riparte 1-2 contro 2, mette dentro per Amici! Poker, doppietta, Carlo Amici, 4-1. Ancora una volta quanto è stato importante l'assist
questo caso di Ricotta, perché Prestigiacomo stava arrivando probabilmente a calciare, Ricotta da dietro lo ferma e fa ripartire i suoi. Parisi, vedete in campo adesso. Con l'anticipo di Pitarresi, Verroso lascia sfuggire, ma Prestigiacomo c'era pure arrivato. La Rosa. Amici, con i 2 gol oggi, vuole il mancino, vuole la tripletta! Messina non è nello stesso accordo. Si rimane quindi sul risultato di 4-1. Mancano 14 minuti e 30 secondi alla fine di questo secondo tempo, risultato che sembra, non diciamo deciso perché chiaramente ancora è presto per dirlo, però per come è indirizzata la partita sembra abbastanza in discesa per il Trem. La Rosa. Poi sbaglia il passaggio. Pressione alta, uomo nel frattempo. Si gira bene Prestigiacomo, va giù, fallo di Pitarresi. E giallo anche per il vice capitano. Pronto a entrare anche Calvaruso, forse per Amici, vediamo. Il calcio da lì, Prestigiacomo, un po' difficile pensare che possa calciare, però vedremo. Due falli quelli commessi dalle 3 calcio a 5, 3 invece quelli del Ficarazzi. Vedremo se ci sarà spazio per qualche tiro libero, mancano 14. Nel frattempo si riscalda affaticato che dovrebbe rientrare in campo, complice anche l'ammonizione per Pitarresi. E invece se ci sarà spazio anche per Gioeli, giocatore molto giovane della cantera Trem. Ma Prestigiacomo, Verroso ancora, da plastica. Amici. La Rosa, Pitarresi, palla imbucata, però è già fuori. Dunque rimessa a Ficarazzi con Prestigiacomo. Passa sempre a Prestigiacomo, a Massimiliano in questo caso, accorcia Prestigiacomo, va incontro Parisi, c'è ancora la soluzione interna ma sbagliata, Amici, per la comoda di La Rosa, dalle braccia di Messina. Parisi la controlla bene, adesso è 10, vuole puntare, salta Amici, è largo, calcia! Ci mette forse le mani Verroso? No, per il diritto di gara. La Rosa, Pitarresi, La Rosa ancora, Ricotta, La Rosa, Pitarresi lascia tutti senza parole qui con questo dribbling e poi il rimpallo. Parisi cerca il passaggio ma sbaglia, si riparte con La Rosa cerca la porta, brutto tiro per un 3 contro 2 importante. Di Chiara, qui bravissimo su Pitarresi che è già ammonito. Vediamo, ed è rosso per Pitarresi, finisce la sua partita anzitempo, non è d'accordo con la scelta di diritto di gara. Era sì lanciata in porta di Chiara, però forse fiscale, però il regolamento parla chiaro,
rosso per Pitarresi. Rimane in 3 uomini di movimento e un portiere. Prestigiacomo. Difficile ipotizzare un tiro, forse un passaggio più facile da lì. Con Virruso che sta dando praticamente le istruzioni a Ricotta, gli sta dicendo ciò che deve fare, quindi quando batte fai questo e fai questo. Insomma, Virruso di esperienza ne ha tanta. Ricotta è un ragazzo molto giovane, classe 2004, può soltanto imparare da un veterano di questo sport. Nel fischio arriva adesso Prestigiacomo, c'è il pallone, ancora Prestigiacomo, se la scambiano i due, Filippo e Massimiliano. Si chiude le 3M, ma bisogna soffrire per almeno 2 minuti, prima ovviamente previo gol subito. Parisi, Prestigiacomo, imbucata, dichiara, Prestigiacomo vuole la finta, vuole entrare, dichiara, l'ultimo tocco di Ricotta. Prestigiacomo, Parisi, ancora Prestigiacomo, cerca l'imbucata verso Di Chiara, che ha provato un tacco un po' complicato. Virruso va lunghissimo per Amici, lo ringrazia ma dice non posso arrivarci mai. Si gioca anche con il quinto, è 5 contro 3 adesso. Parisi, rimane giù Messina, 4 contro 3. 5 contro 4 chiaramente. Prestigiacomo, Parisi mette dentro Virruso poi 2 volte, cosa levato dalla porta Virruso. Anche il time out da parte della formazione ospite, quindi vuole forse sfruttare qualcosina in questo momento in cui il tram è un po' in difficoltà, ma soprattutto in inferiorità numerica. Vediamo se effettivamente ci sarà qualcosa detta da parte del tecnico verso i propri ragazzi. Non ci sarà qualche cambio in realtà. Risultato di 4-1 per chi si fosse diviso in questo istante. Questo è pronto a entrare praticamente da 3-4 minuti, di più. Vediamo se farà il suo ingresso adesso per Amici o se invece ci sarà nuovamente la parità numerica. Vediamo. Al momento quindi si torna con La Rosa, Ricotta, Virruso e Amici, quindi sempre loro in campo. Messina, Prestigiacomo, Parisi e Di Chiara, queste invece le scelte del Ficarazzi. Prestigiacomo passa al compagno, 1-2, se la scambiano sempre molto bene i due. Poi Parisi, ancora Prestigiacomo, si chiude bene il 3M. Ci sono spiragli per calciare. Parisi mette dentro Prestigiacomo e la chiude lì sul secondo palo. Parisi e fa 4-2. Il Ficarazzi ha aperto benissimo le maglie del 3M Calcio a 5 e ha riaperto la gara 4-2. Nel frattempo entra in campo il quinto e si tratta di Calvaruso. Quindi La Rosa, Amici, Calvaruso e Ricotta, insieme chiaramente a Virruso. Mancano 11 di gioco. Calvaruso lo fronteggia Prestigiacomo. Amici, La Rosa, ancora Ricotta, no look classico di La Rosa, adesso lo fa di nuovo e salterò. Amici, Calvaruso, La Rosa in punta perché ha la forza per poterlo fare e anche la voglia di dimostrare
lui che nelle ultime settimane non ha vissuto dei tempi facili, ma adesso è chiamato a rispondere, apparecchia per la rosa, si inserisce Calvaruso, va dalle parti di Amici, c'è Ricotta, trova la direzione tra le gambe di Vestigiato, sarà rimessa laterale. La rosa, Amici, la rosa ancora finta, vuole il destro, forse fallo, e fate così. Che giallo per il 27, un giallo un po' eccessivo, forse ci sbilanciamo un attimino. Il calcio di punizione, non gli batte. Quarto fallo quello commesso dalla squadra ospite. Quando mancano 10 minuti e 20 secondi, quindi siamo esattamente a metà della seconda frazione. Manca soltanto un quarto di gioco per essere matematici. Già 3/4 sono andati via, ci hanno regalato ben 6 reti. Va la rosa, Passettini, schema per Amici che calcia. Era andato giù per la presa di Giacomo, infatti calcio di punizione 4/4 fallo. Presti Giacomo. Con la centrale col tacco 1-2 funziona Vestasse, poi la rosa difende il pallone di Russo anche. Sono nuovamente 3 Presti Giacomo in campo. Amici. Poi si abbracciano. Presti Giacomo e Calvaruso, fallo del difensore. Ed è quinto fallo, adesso si può mettere veramente male per i Figarazzi perché dal prossimo fallo in poi sarà sempre tiro libero e ancora manca un'eternità. Vediamo chi batte, c'è Amici, quindi forse su un destro potrebbe calciare meglio, però quando Amici insomma va sul punto di battuta è un po' difficile pensare che non possa far male. Vediamo, va Amici col mancino, infatti molto forte Messina però risponde. La rosa imbucata per Ricotta, 1-2 che funziona, palla ancora in mezzo, invece è un gol, 5-2, doppietta per la rosa, fa tutto benissimo il tren e si avvicina sempre di più alla vittoria. Ecco nuovamente in campo, ecco invece in campo per la prima volta Montevago che ancora non era entrato, infatti ci domandavamo perché non entrasse, entra adesso il nome. Si è riscaldato duramente durante il secondo tempo. Birruso. La rosa. Calvaruso. Le finte Calvaruso! Fa tutto solo e lo fa benissimo, 6-2, che giocata! Che giocatore! Adesso è tutto più semplice per il Teramo che sta dilagando. Mancano 9 minuti. C'è un giallo
per Poma. Con la panchina però. Ad esempio anche Minnone sarà per entrare per Ricotta. Ma ci sarà spazio anche per Gioeli e per Nicolosi. Un po' più difficile per Nicolosi essendo un portiere, ma per Gioeli pensiamo di sì. Presti Giacomo, Riesi, la Targia, Presti Giacomo ancora alle spalle, c'è pronto a subentrare lì Montevago che ruba il pallone. Subito lotta Montevago alla meglio, poi Presti Giacomo è scivolata. Puntuale La Rosa, Ricotta per La Rosa, taglia bene verso il centro del campo, gioco di suola da parte del capitano, maglia numero 13 con la scelta. Calvaruso scambia con Montevago, è proprio 1-2, Riesi però è in direzione della sfera e dunque mette lì il piede nel momento giusto e nega il passaggio. Mancano 8 minuti nel frattempo. La Rosa, Montevago, Calvaruso, giro palla lungo, Montevago ancora, cambia tutto, c'è Ricotta, scarica dalla Rosa, accorcia Montevago, La Rosa vuole il dribbling, poi forse ci sta un fallo. Si passa con Calvaruso, buono il contrasto, rientra, questo cercava anche un fallo che non è arrivato. Montevago allo spazio, può calciare, cambia invece per Ricotta che fa tutto solo, poi apparecchia per La Rosa, si scontra con il suo avversario, poi Prestice cerca la porta, palla fuori. Di Ricotta però poteva fare meglio perché doveva scaricare il pallone nuovamente a Montevago che avrebbe calciato praticamente a tu col portiere. Ricotta taglia bene verso il centro del campo, poi cerca il passaggio ma viene fermato in maniera irregolare, giallo per Riesi, sarà quindi tiro libero. Vediamo chi batte perché le soluzioni sono tante, perché dovrebbe andare Montevago e infatti anche Virruso a dirgli al compagno calcia tu. Un bel gesto sicuramente da parte della squadra per Montevago che è appena entrato viene subito acclamato e invitato al tiro dai compagni. Sta guardando attentamente Messina in questa sfida personale che inizia adesso quando mancano 7 minuti. Va Montevago, Messina intuisce bene, mette il calcio d'angolo. Palla fuori a cercare La Rosa, Calvaruso, vediamo se inventa una delle sue giocate, tacco La Rosa, si inserisce il 7, si va però da Montevago che forse ora si vuole anche rifare, vedremo se avrà un altro tiro libero e se in caso dovesse essere dato, se sarà sempre lui il battitore. Va in mezzo, poi chiede bene la Targia, buon break, la Targia va tutto solo, si intestardisce un po' e cerca comunque a tenerla, la Targia. Montevago in anticipo, La Rosa, finte di corpo ad eludere le due marcature bianco-blu. Montevago, Minnone entrato per Ricotta, con buona difesa, poi tacco di Poma. Non deve fare fallo, Minnone però fa questo. E quinto fallo anche per il Trem e quindi Figarazzi da adesso in poi ogni punizione che prenderà sarà un tiro libero.
Mister Calandra non è felice però. C'è una calcio di punizione con Presti Giacomo, ma anche Poma sul punto di battuta. Vediamo chi batte. C'è il solo Montevago invece in barriera. Ma Presti Giacomo! Poi la vede partire praticamente all'ultimo. Virruso mette in calcio d'angolo. Che azione! Ancora Presti Giacomo, Virruso blocca. La Rosa, Minnone. La Rosa. Suola e contro Suola, cambia gioco. Minnone, contrasto, tarcia sul pallone però, nettamente anche. E anche rimessa per il bianco-blu. Presti Giacomo. Riesi, la targia centrale, buona palla per Poma, poi la targia si becca con Minnone. Con Riesi che mette il pallone fuori, però Minnone è fuori a terra. Scontro con capitano la targia, i due si sono beccati. Si stanno chiarendo. Con Minnone che ha muso duro, si vede il calciato. Poi Riesi, vedete Minnone viene allontanato con forza, con tantissima forza da Virruso, che sa che non devono perdere la testa i suoi compagni. Forse è da Ricotta, vediamo. Sì, è da Ricotta. Gioco fermo, mancano 5 minuti e 40 secondi. Virruso può mettere un po' la pace. Nel frattempo in panchina c'è un po' di confusione. Ci sarà l'ingresso di Gioeli, però al momento sembrerebbe di no. Mancano 5 minuti, tutto sembra, non diciamo scritto, però ben messo, forse potrebbe entrare il giovane, vediamo. Il gioco è ancora fermo però. Ancora la targia a parlare, a discutere con amici. Repoma. E dunque rimessa con la Rosa che restituisce il pallone. Presti Giacomo. Riesi. La targia, aggancio perfetto, sfida Ricotta che è molto veloce, infatti gli taglia anche la strada. La Rosa, palla centrale, Calvaruso, a spalle la porta, ne ha 2, ne ha 3, ma lui passa comunque, poi il pallone non lo favorisce. Riesi ancora. Si è fatto male forse. Si è fatto male forse Riesi. Vediamo, perché se Calvaruso restituisce il pallone allora si era fatto male, Riesi sta uscendo dal campo contro Parisi. E infatti restituisce il pallone.
Mancano 5 minuti. Presti Giacomo, Virruso blocca senza problemi. Palla lunga, Calvaroso di prima, che genialata per Montevago che apparecchia, Ricotta che con il petto Presti Giacomo. Lancio delizioso di Poma, poi però il campo è terminato con pallone fuori, rimessa quindi 3M con Calvaruso. La Rosa, Ricotta, centrale, Calvaruso, la solita scivola, Poma la controlla in 2-3 tempi. La Targia, Presti Giacomo, ancora la Targia. Tanti gialli quest'oggi, anche un rosso ricordiamo. Ai danni di Pitarresi, autori di 2 falli. Ricotta salta l'uomo, Ricotta, scivolata di Messina, puntualissima. Poma con la suola, con Calvaruso alla meglio, non vuole fare fallo Calvaruso, ma arriva comunque il pallone, poi riesce a prendere il tempo e riparte in contropiede, un 3 contro 2, palla verso la Rosa che guarda, mette in mezzo poi per Ricotta, però l'attacco con il braccio per diritto regala, dice di no, ma c'è il fischio. Ed è anche tiro libero, perché avendo visto il fallo, però è indiretto, dovrebbe essere, vediamo. Dovrebbe essere in 2 la punizione, quindi niente tiro libero, il regolamento dice questo, ed effettivamente è proprio quello che succede. Abbiamo capito che effettivamente c'era qualcosa che non quadrava. Nel frattempo un piccolo problema al cronometro, che infatti sta per essere aggiustato perché non mancano 20 minuti. Diciamo che manca qualcosina di meno. Adesso vediamo l'entità, gioco fermo. Piccolo problema nel cronometro. È stato riformulato adesso sia i falli sia il risultato, però il tempo no. Ci auguriamo che anche il tempo possa essere destinato, perché è una grossa mano anche a noi. Noi addetti ai lavori che abbiamo bisogno anche di questo. Nel frattempo si ritorna in campo e il timer non è tornato come prima, quindi non sappiamo quanto manchi, ma non manca molto. Palla verso la Targia, chiude Amici, ritorna in campo. Affaticato la Rosa, sempre molto elegante, palla al piede il 13, però il no look ancora verso Amici, quindi affaticato. La Rosa per Ricotta, vuole il tunnel ma non riesce, poi conclusione con la punta di Parisi, con Calandra che non è contentissimo di questa azione. Virruso va lunghissimo per l'aggancio e poi tocco morbidissimo di Carlo Amici, ma che palla di Virruso, questo è un assist bello e buono. 7-2. Il risultato adesso, aggiorniamo lo scoreboard. Conclusione tentata da Presti Giacomo, comunque un Figuerazzi ottimo sicuramente nella prima parte di partita. Primo tempo ricordiamo infatti 2-1, poi il secondo tempo qualcosa non ha funzionato, il risultato è abbastanza eloquente. La Rosa sbaglia il passaggio, Presti Giacomo fa tutto bene, poi autolanciarsi ma non riesce. Amici, è un 3 contro 1, apparecchia per la Rosa che guarda la porta, Messina è spaccata, è perfetto, poi la Targia cerca dentro la porta. Cosa stava per combinare Francesco La Targia qui?
piccolo momento di pausa, perché ci sono stati veramente pochissimi quest'oggi. Non ci stiamo annoiando, abbiamo commentato 9 gol, ma anche tante occasioni. Amici, se va sul suo solito mancino, lo fa. Amici, se la costruisce da solo. Amici! Deviazione, poi Prestigiacomo non butta il pallone, lo passa al compagno più vicino, dribbling in mezzo al campo. Nel frattempo non riesce a prendere la rosa, poi ancora Parisi, cerca il passaggio, non passa. Vede il cambio Prestigiacomo intanto. Ricotta. C'è un fischio però. Forse per un cambio che è arrivato in maniera errata. Non abbiamo capito in realtà. Abbiamo le motivazioni. C'è Prestigiacomo molto arrabbiato però. Il perché non si è capito. C'è un giallo però. Forse per lo stesso Prestigiacomo però. Ripetiamo, la dinamica non è molto chiara. Tanti cartellini quest'oggi, questo pomeriggio al Pala Don Bosco, che si è aperto con un'altra partita sempre qui sui canali sportivi, dove il Palermo Futsal Club ha avuto la peggio contro il Pioppo Futsal, perdendo lo scontro diretto per il primo posto con il risultato di 8-2. Poi a seguire invece la Serie C1 con questa partita tra Tremme e Figarazzi, che al momento si avvicina per il risultato perché 7-2 manca solo un gol per pareggiare quel conto. Nel frattempo non si torna in campo, diciamo si torna in campo, non è vero, almeno non ancora. Non sappiamo quanto tempo manchi, ma crediamo poco. Amici, la rosa. Amici, la rosa. Affaticato. La rosa dalle parti di Amici, giro palla, adesso tiki-taka per il Trem. Ricotta per l'inserimento di Affaticato che voleva questa palla, non è per l'ex Iato però. Ricotta sbaglia il dribbling, la targia, Verruso prende anche questa. Amici, ottimo qui il suo break, salta a tutti con la punta, tocca verso la rosa, non benissimo. Messina, la targia. Palla imbucata, decisamente male. Ricotta, palla lunga sbagliata nelle parti di Amici, poi l'anticipa un po' di Ricotta con la punta più veloce, vince il rimpallo, Ricotta si diventa verso la porta, cerca il secondo palo, la rosa si dimentica quasi di colpire il pallone e poi la porta lontano un po' troppo. Affaticato, imbucata, Amici scarica, ancora Affaticato, era una bellissima azione questa, un movimento perfetto. Crivello, Prestigiacomo contro Ricotta. Parisi, destro-sinistro, sceglie l'interno, poi scarica. Ancora verso Prestigiacomo, Crivello, Prestigiacomo ancora. Manca veramente sempre di meno, non sappiamo quanto, ma vediamo poco. Palla dentro per Prestigiacomo, lascia lì al compagno che può calciare verso la porta.
Detto giù, chiedeva un tiro libero, non per il signore di Torino che era molto vicino. Virruso, amici, anticipo di Crivello, no, netto, molto netto qui. Amici, affaticato. La Rosa, buona giocata, destro-sinistro, finta, sola, palla incollata, poi cerca l'imbocata giusta per il mio entrato, ovvero Gioele, per lui qualche minuto, forse qualche istante. La Rosa cerca le finte, ma sul secondo palo Gioele non mi è servito. La Rosa ancora, però gioco fermo. Messina, poi la Rosa ruba il pallone a Crivello, c'è Gioele, io si punta alla porta, cerca il tiro, si stava presentando così Gioele. Calcio d'angolo quello, quando manca sempre meno. Amici, cambia tutto dalle parti di Aleandro La Rosa, forse insieme agli amici i migliori in campo, palla dentro, poi il tocco di Gioeli e poi va bene così perché finisce il match, vince il 3-5 che torna a sorridere, lo fa con le mura amiche con il risultato di 7-2. Partita bellissima, vinta dalla squadra del presidente De Simone che torna quindi a sorridere, dicevamo, dopo la brutta batosta in coppa contro il Fermo Calcio a 5. Adesso il prossimo appuntamento sarà proprio contro la squadra del presidente Messina, sempre qui a Pala Don Bosco, sempre qui sui canali di Sportissimi. Per oggi è tutto, vi ringrazio qui da Marco Genduso e alla prossima.